Al Ceravolo di Genova va di scena il big match della 25esima giornata del campionato in prima categoria girone C tra Granarolo e San Lorenzo, gara che vede sfidarsi terza contro seconda, ma separate in classifica da solamente un punto ed entrambe a calcio dell'Atletico quarto, primo a quota 47 punti. Si sfidano il terzo miglior attacco contro la miglior difesa del campionato. Prima opportunità del match al terzo minuto con il destro dal limite capitano Adorno, su cui risponde con sicurezza Barre. Al quarto d'ora l'estremo difensore superlativo nell'ipnotizzare Zamana nell'1 contro 1. Al 20° su un errore difensivo dei padroni di casa gli ospiti la sbloccano. Su un retropassaggio per Belloni capisce tutto Ansaloni, che intercetta e poi conclude al volo di mancino ad incrociare e battere Belloni, realizzando così il suo ottavo centro stagionale. Al tramonto della prima frazione, la punizione di Boracchi viene bloccata ai due tempi da Barre, mentre nel recupero si scatenano le proteste della panchina di casa per un contatto tra Zamana e Barre, che però il direttore di gara Rodio valuta regolare, mandando quindi le due squadre negli spogliatoi per l'intervallo. Ripresa con Granarolo sempre in avanti alla ricerca del pareggio al 57° sull'incornata di Domi vola nuovamente Barre a tenere inviolata la porta, così come al 70° è decisiva la sua deviazione nel mandare contro traversa il siluro di Axija, che va calciato molto bene col mancino a giro da posizione molto defilata. Solamente 4 minuti più tardi, molto più semplice per Barre, è invece bloccare la punizione e rasotare i Boracchi. Più di qualche dubbio all'88° sulla posizione di Pagano, che viene ritenuto di fuorigioco da Rodio, fermando così l'attaccante ospite che era ormai di fronte al solamente Belloni. Al 90° il colpo di testa di Domi da posizione ravvicinata termina alta e dopo 6 minuti di recupero Rodio fischia 3 volte. Al Ceravolo il San Lorenzo sbanca e si porta a casa 3 punti pesantissimi, vincendo uno scontro diretto e salendo in prima posizione a quota 49 punti, scavalcando l'Atletico quarto e allungando sullo stesso Granarolo. Ancora terzo a quota 45 punti, il match termina quindi 0-1 a favore del San Lorenzo, risultando così decisiva la rete del bomber Anzaloni.